Una mostra come sempre capace di offrire il meglio della produzione mondiale senza limitazioni geografiche di sorta. Arriveranno film anche da paesi ancora in lockdown, quindi un segnale di fiducia nella mostra, di volontà di ripartire, di ricominciare, di non fermarsi, di non arrendersi. Questo il primo commento del direttore Alberto Barbera al programma della 77esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, presentato questa mattina a Ca' Giustinian, sede della Biennale. Sarà una mostra anche di grandi scoperte perché ci sono moltissimi autori giovani, bravissimi, di grande talento, che il grande pubblico ma neanche i critici conoscono. Abbiamo fatto un lavoro in profondità davvero notevole e la qualità della selezione di quest'anno mi sembra molto alta. Nel concorso principale, Venezia 77, 8 registe donne su 18. Sono state scelte in base a criteri esclusivamente di qualità dei loro film e non certamente per protocolli di genere. D'altra parte l'attenzione nei confronti del mondo femminile, dell'universo femminile è al centro delle grandi battaglie della nostra contemporaneità. Il riconoscimento della parità, di dignità, diritti, della creatività femminile è una battaglia alla quale non possiamo non aderire. A Venezia ci sarà Cate Blanchett come presidente di giuria. Cate Blanchett non ha mai messo in dubbio la sua partecipazione a Venezia, anzi si spenderà moltissimo per sostenere questo evento, e consapevoli che è il primo appuntamento internazionale e segno di quella volontà di ripartire tutti assieme che la maggior parte delle persone del mondo del cinema condivide.